L'iniziativa da discharge dallas premias pretenda che personas assicuradas stoppian pagar maximalmein 10% da loro entradas per las premias della Cassa da Malsauns. Tenor las iniziantas ed ils iniziants è quai necessari per quai che las premias ens augmentadas fermamain, entant che las paias e las rentas nen strusch vegnidas auzadas. Il Consiglio federale del Parlament refusen l'iniziativa per quai che la cagiona miliardas d'expenses supplementaras e na motivescha bec da reducir ils costs da sanadat. Els han concludi una contraproposta che prevesa da pli daners che oz per la reduzione delle premies e che vuol reducir ils costs. Da cesa tracti in dettagli. Dapi l'anno 1996 esiste in Svizzera l'assicuranza obbligatorica da Malsauns. Ella surpiglia ils costs per ils tractaments medicinals necessaris. Questi costs en augmentats fermamain ils ultims decennis e sco consequenza las premies de las personas assicuradas. Personas con entradas bassas survegnan oz ina reduczione de las premies. L'iniziativa da discharge de las premies pretenda che las personas assicuradas stoppian pagar maximalmein 10% de loro entradas disponibles per las premies de la Cassa da Malsauns. Il rest stuessen la Confederazione dels Chantuns portar in forma de reduczions de las premies. La Confederazione stuess surpigliar almain 2/3 de las reduczions, la part restanta stuessen ils Chantuns pagar. Ils Chantuns en responsabels per il provvediment da sanadat e pon uscia influenzar fermamain ils costs. Quant che questas reduczions supplementaras de las premies costassen depende fitch dalla realizzazione dall'iniziativa tras il Parlament. Stimazions della Confederazione mossen che l'iniziativa costas pliras miliardas francs per anno. La contraproposta indirecta del Consiglio federal e del Parlament obbligescha mince cantun da prestare una contribuzione minimale alla riduzione delle premies. Da nuovo stuessen ils cantuns augmentar automaticamente lor contribuzione sch'ils costs per la sicuranza obbligatorica da Malsauns s'augmenten. L'Uffizi federal de sanadat pubblica stima che la contraproposta cagiunas costs supplementars d'almain 360 milions francs per anno per ils cantuns. Per la Confederazione na resultassen per conter negins costs supplementars. La contraproposta entra in vigor se l'iniziativa viene refusata e si ne dat negin referendum contro questa contraproposta. Il Comité d'Iniziativa argumentescha che las premies saian augmentadas per dapli il doppel ils ultims 20 ans. Entaifer la medema perioda ne saian las paias e las rentas strusch vegnidas auzadas. Las premies de las cassas da Malsauns obligatoricas crescen minchon. Managers e managers paian las medemas premies co personas che lavuran sco vendidra o vendider. Con l'iniziativa da discharge de las premies vegnissen las premies plafonadas e las nadaschassen bec importar da pli che 10% de las entradas. Quaina protegge bec mo personas con paias bassas, ma bainer famiglias, pers pensionats e personas con entradas medias che stoppian oz paiar las premies complainas. Il Consiglio federale del Parlament argumenteschan che l'iniziativa dischargias bain ina part della popolazione per las premies che la cagiunas tentant miliardas da costs supplementars per la Confederazione ed ils cantuns. L'iniziativa nas occupescia bec de las ragiuns per las premies autas non nadamain dals costs crescents in il sector da sanadat. La contraproposta indirecta del Consiglio federale del Parlament ne augmentia bain main ferm las reduczions de las premies. El detia dentant in impuls als cantuns d'organisar lor provvediment da sanadat in moda efficienta ed economica. Scha quai grategia possen ils cantuns spargnar per las reduczions de las premies. Per quests motivs recomandan il Consiglio federale del Parlament da refusar l'iniziativa.